Bentornati in diretta dal canale YouTube della LND Veneto, siamo qui con il capitano dell'Under 19 per la partita appena disputata e con una grandissima vittoria. Ciao Aurelio. Grazie. Buonasera a tutti, allora è stata una partita importante siccome era la prima di questo torneo, però siamo stati bravi nel non sbagliare l'approccio e quindi abbiamo avuto il controllo della partita per tutto il momento. Siamo stati bravi ad andare sotto e non a perdere la testa e lo stesso lo abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Aurelio, qual è stato l'elemento chiave che ha fatto cambiare la partita dopo il primo gol subito e che vi ha dato la spinta per portare a casa la partita poi nel finale? Credo che si sia creato da subito un gruppo affiatato e quindi in questi momenti di difficoltà è l'elemento fondamentale per affrontare ogni difficoltà, quindi credo che sia stata questa la chiave della partita. Questa è stata la partita d'esordio appunto per il torneo delle regioni del 2025, cosa ti aspetti dalle altre partite in programma? L'elemento fondamentale intanto era partire bene, siccome sappiamo che in questi tornei è fondamentale la partenza e il gruppo è ancora in crescita e mi aspetto grandi cose da questo gruppo. Quali sono secondo te i valori che un torneo delle regioni può trasmettere e soprattutto tu come capitano quali valori vuoi trasmettere ai tuoi ragazzi? Innanzitutto come regione l'aspetto fondamentale che ci viene sempre chiesto è il rispetto, l'educazione in tutto quello che facciamo e in tutti i luoghi dove andremo a stare. E sicuramente credo che sia una crescita importante per ognuno di noi e penso che faccia bene a tutti e sia un'esperienza da cogliere. Non è la prima volta che ti vediamo appunto al torneo delle regioni, sei stato protagonista in tantissime edizioni, come te la stai vivendo questa esperienza e quanto è importante il contributo che dai ogni volta alla squadra? Per me è fondamentale aiutare la squadra e ogni partita è come se fosse la prima volta, siccome è molto importante per me rappresentare questa regione. Grazie mille Aurelio e in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie mille, buona serata. Intanto li lasciamo divertire, grazie mille per averci seguito, rimanete connessi sempre sul canale YouTube della LND Veneto e su tutti i nostri social della LND Veneto. Grazie mille e